a livello regionale dar modo a chi è indigente, non ha i soldi per curare il proprio animale d'affezione, e quindi penso agli anziani, soli magari, che abbiano la possibilità di avere una struttura che organizza la cura e quindi salva l'animale da compagnia. Entro l'estate dunque il Veneto avrà una legge per garantire le necessarie cure veterinarie agli animali da compagnia delle persone in situazioni di difficoltà economica. Parola del governatore veneto Luca Zaia. La regione ha ricordato è pet friendly, gli animali da compagnia possono entrare in tutti i nostri ospedali e abbiamo una legge che permette la sepoltura dei piccoli animali nel giardino di casa. Obiettivo dell'iniziativa, che avrà validità triennale, è quello di far sì che le persone che si trovano in condizioni economiche difficili possano curare adeguatamente e mantenere in buona salute i propri animali. Prevede che per coloro per cui sia stato preventivamente accertato lo stato di indigenza dalle competenti amministrazioni comunali possano essere erogate varie prestazioni veterinarie, tra cui la microchippatura del cane, interventi di sterilizzazione e altri interventi chirurgici ritenuti indispensabili. Visite e interventi vari saranno effettuati presso l'ospedale veterinario Città di Conegliano.